chiamo a papà di non sparare. Questo mi hanno insegnato. E ho imparato. Sì, non sparare, a meno che non era silenziata. I corvi, non dobbiamo passare vicini ai corvi, non dobbiamo passare vicino al cavallo, quello che poi si alza, che poi lo uccidiamo. Non dobbiamo passare vicino ai cani, perché loro ascoltano, gli altri ascoltano tutto quanto e ci spottano la posizione. Cavolo, i cani. Lo so, gli butto qualcosa per farli stare zitti. Che devo fare? Gli butto il fuoco. Qua, aspetta. Cavolo, uno è rimasto vivo. Uccidilo con la silenziata. Il cavallo, tutto c'è. Attenzione, a me hai preso, che ca... Attento. Uccidi a quella, c'è quella delle farene, là. Uccidila. Vicino al coso. Uccidila con la silenziata. Da lontano. Ah, non te la sei portata? E allora ci vado io così col coltello e cerco di ucciderla. Morta. Ok, muore subito con un colpo di coltello caricato. Lo devi caricare il colpo però. Devi tenere schiacciato e muore subito. A papà dopo apriamo Discord, non ti sento proprio. Lo so, si doveva uccidere. Ormai andiamo. Tende i corvi, non rifare... non sento niente, Riccardo. No, aspetta, non te ne andare così. No, non passiamo dal lago. È caduto? Aspetta, mi butto pure io. Vai. Piano piano, Ricca, non corre sempre. Ci sono le cose. Ci sono le sanguisughe. Meglio che scappiamo perché abbiamo fatto troppo rumore qua. Andiamo, vieni. Senti sparare? Andiamocene, esci, vieni. Di qua, di qua. Andiamo di qua, vieni. Seguimi. Aspetta un attimo, non uscire. Ma sono zombie là sotto. Mi raccomando, quello di fuoco non lo prendere ad asciate, prendilo a colpo di fucile. No, scoppia se lo prendi ad asciate. A colpi di fucile così, guarda. Senza mirare, tieni schiacciato e poi lasci. Così non esplode. No, con l'ascia, coi coltelli, se lo tagli esplode. E poi l'energia la perdi. No, a sparare da lontano è un casino, ci facciamo sentire. Dobbiamo cercare di farci sentire il meno possibile. Guardiamo un attimo prima, aspetta, non andiamo subito. Zombie. Vabbè, a coltellate queste qua, ammazziamo. Andiamo. Ah, ma c'ero io la silenziata, sono scemo. C'è il corazzato, lo uccido io il corazzato.
Sono senza stamina. Ce ne sono altri lì. Spegniti, spegniti, ci penso io, tu vatti a spegnere, vatti a spegnere. Devi caricarlo il colpo, casomai. Vai. Dietro, dietro ce l'hai. Ok, ok, togliamoci di qui, vieni. Vieni appresso di me, tu vieni appresso di me, dietro di me, vieni. Quando cammino piano, cammina piano pure tu. Ok, cerchiamo di non fare rumore. Là ci sono i corvi, non ci andiamo. Dove cavolo è l'indizio? Dove? Ah, buono. 22 a me l'ha date, cavolo. Allora, di qua è l'indizio, via. No, no, di qua è l'indizio, quello è un ascensore, si scende. Abbassiamoci, cerchiamo di fare poco rumore. È sottoterra l'indizio. Ma secondo me è il boss lì sottoterra, sai? Di là dobbiamo andare, dove eri prima tu con l'ascensore. Sì, vieni. Oh, ma tu non vieni. Sai? Ce la fai? Sì. Non capisco se si muove o meno. Quando fai il potere. No? Dove cavolo è? Oh, sparano, sparano. Non facciamo rumore a papà. Oh, quello è un potere, prendilo. Un potere quello è. Ci penso io qua. Ti dai il potere, ti sblocca un potere quello. Serpente a me mi ha dato. Cos'era questo? Qua c'è un equipaggiamento. Ma dove cavolo è il coso? Qua fuori, vieni. Aspetta, perché mi fa sta cosa, ricerca dell'indizio? Che cos'è? Aspetta, aspetta, stai fermo. Cos'è sto ricerca dell'indizio? Da lontano? Sì, perché mi ha dato il serpente. Sono riuscito a prendere l'indizio da dietro il muro, hai visto? Con il potere del serpente. Bellissimo. Mi sa che stanno lottando già contro il maiale. Perché in questa direzione... Apri la mappa. Sì, sono direzione est, verso destra. Tu verso nord stai guardando così. Verso dove guardo io. Verso est. C'hai la bussola sopra se tu esci di lì. Oh, anche il macellaio hanno ucciso. Anche il macellaio hanno ucciso, quello nostro. Guarda la mappa di nuovo. Sono vicini. E allora, cerchiamo di appostarci in un punto buono senza farci uccidere. Piuttosto preferisco che usciamo senza tagli e senza niente. Niente, abbiamo ucciso gli zombie e ne facciamo un'altra. E allora usciamo di qua, l'ascensore mi sa che dobbiamo prendere. Cos'è? Attento, togliti davanti, c'ho la pistola. Vai. Aspetta, aspetta, non uscire così a papà. Guardiamo prima, dobbiamo essere più attenti. Aspetta, ci sono elettroscite, proiettili. Ricaricati le armi, i proiettili sono lì. Meglio che camminiamo bassi per quando ci sono... Se cammini basso quando ci sono le cose a terra che fanno rumore, il rumore non si sente.
Va bene, cerchiamo di uscire, esco prima io, va bene? Non abbiamo visto dove sono le uscite però. Mamma mia, siamo esposti assai qua. Appena esci subito a sinistra, in mezzo qua alle erbacce, vicino al lago. Vieni, nascondiamoci. Di qua, vieni. Ora cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare. Abbassati. Allora, il mostro è verso est. Allora, possiamo fare una cosa. Possiamo andare all'uscita, questa qua dove c'è il villaggio Cyprus. E li aspettiamo lì. Secondo me andranno lì. E che dobbiamo fare? Ancora sono lì, devono raccogliere la taglia ancora. Sono al 70% quasi. Cosa vuoi fare? Andiamo al villaggio che aspettiamo lì? Dobbiamo scappare ancora, qualcosa lo possiamo fare, dai. E allora va bene, intanto andiamocene all'uscita allora, ok? Stiamo sempre attenti, occhio vivo perché penso che ci sarà gente. Due con la taglia, ma quelli vabbè là sopra. A meno che non stanno scendendo con la taglia stessa. Ah, i corvi. Aspetta, aspetta, cerca di stare coperto, non andare subito in acqua. Vedi che c'è tanta acqua lì davanti. Dobbiamo cercare un punto dove c'è meno acqua per passare. O se no direttamente facciamo il giro. Stai coperto sempre sotto gli alberi. Ti dico, quando hai la possibilità di stare coperto, stai coperto. Qua c'è il ponte, passiamo dal ponte. Hanno preso le taglie, quelli. Ci dobbiamo muovere se li vogliamo anticipare. Sempre passiamo dalla boscaglia, non passiamo dalla strada. Poi, perché? Questo è vero, ma magari il tempo che arrivano fino a qua lo consumano il potere. Certo, sono in due, eh. No, no, tutte e due. Tutte e due. Se raccogli la taglia, hai il potere. Quindi se raccogli una taglia ciascuno, ognuno dei due ha il potere. Allora, la barca è la... guarda chi c'è qua. Ai. No, è che scappa, l'ammazza e basta. Via, 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 vieni di qua, vieni di qua, vieni di qua. Che qua forse è buono. Vieni, entra, abbassati, abbassati. Allora, già quelli sono fuggiti. Quindi già una squadra non c'è più. Siamo sicuri. Qua aspetta, prima stiamo attenti da qua dalla boscaglia, da qua può venire qualcuno. Qua siamo molto scoperti su questo lato. Guarda, là c'è una torretta, ci mettiamo nella torretta. Una torretta qua, rossa. Guarda. Vieni, vieni con me. Teniamo le finestre chiuse, teniamo appena sentiamo il rumore, tanto la barca è qua vicino. Apriamo. Sì, aspetta, fammi vedere bene dove è la barca. Allora, da questo lato si vede. E allora dobbiamo aprire le finestre. No, no, quella chiudila perché è da dietro. Quando dobbiamo sparare verso la barca, dobbiamo aprire la finestra davanti e la finestra questa di lato. Chiudi, chiudi, chiudila adesso quella, chiudila adesso. Da qua? Da qua di lato si vede, anche meglio si vede da qua di lato. Tu quale apri nel caso? Quale vuoi delle due? Va bene, ok. Ma cos'hai tu? Doppia pistola e? Ah, ok. Abbassiamoci così se ci muoviamo non facciamo rumore intanto. Cos'è sto rumore? Dici che sono loro? Attento perché lo... Sento il rumore, sento il rumore. Però non ci facciamo scoprire con le finestre aperte. Che volevo aprire tutte d'un colpo, quando ti dico io. Dici che sono qua sotto? Apriamo, apriamo, vai. Sì, sono là, li vedo. Presi.
Uno a terra, manca il secondo. Dietro l'albero è. Qua dietro è. C'è il compagno morto, attenzione. Vai, sparagli casomai. No, l'ho mancato. Lo vedo. Preso ma non è morto. Lo dobbiamo uccidere. Lo vuoi pushare tu? Nel frattempo io ci sparo di qua. Vai a pushare. Sei carico con i colpi? Non lo vedo più però. Lo vedo, è qua dietro. Preso di nuovo, non lo so se è morto. Ha tirato una bomba, attento. L'ho preso di nuovo, però non lo so se è morto. No, di qua, da questo lato è. Da questo lato, stai attento, sta girando di nuovo di là forse però. Sì, ha girato di nuovo, lo vedo. Attenzione. Cavolo. Sì? Non era lui? Non lo vedo più a quello. Chiudo. Da che... Non ci ho pensato che ci poteva essere pure qualcun altro. Non ti dovevo fare scendere. Preso. Ma è ancora vivo. No, è morto. È morto. È morto. Ora devo ammazzare solo quello che cecchinava a te. Quello che ha cecchinato a te. Sai che faccio adesso anche siringa. Sì, però se lui viene qua mi potrebbe tirare una bomba, cose del genere, e mi fa uscire fuori. Già mi è capitato che mi hanno ucciso così, mi hanno buttato la bomba qua dentro e non ce l'ho fatta scendere. Fammi ascoltare, vediamo, ascoltiamo. Aumento al massimo. Chissà da quale lato ti ha sparato. Penso da lontano comunque. Manca una taglia, quello ha raccolto una taglia, si è raccolto, mi sa. Mi sa che quello si è raccolto una delle due taglie. Comunque quando fai il rumore vuol dire che qualcuno sta scappando, giusto? Oi. Tu mi hai detto che non era quello, che era un altro da sparato da lontano. Vediamo, fammi vedere, ti fa vedere che ti ho ucciso. Sì, no, ritorna là. Domanda di morte, sì, ti fa vedere che... No, un cecchino ti ha ucciso. Non è quello che... Non sono i due che ho ucciso io. Un cecchino ti ha ucciso, papà. Sì, qualcuno ha preso la... Ma qualcuno ha preso una taglia, perché non sono... Sì, qualcuno ha preso una delle due taglie. Sarà questo, sicuramente il cecchino. Ma lui è messo adesso nascosto perché... Non lo so. Penso che mi ha spottato. Io penso che lo sa dove sono. Non so io dove è lui. E questo è il problema. Tu sei vivo ancora, penso, no? Ti potrei arrestare, tipo. E lui sicuramente sta aspettando quello, papà. Comunque, ancora sei super vivo. Qua mi compare l'energia. Qua, penso che questa è l'energia, ste tacche. Ah, ok. Ancora, vabbè, ce ne ha voglia. E allora, non so che cosa fare. Non so se aspettare, magari si stufa lui. O se aprire la finestra e provare a vedere dov'è. Solo che se lui sta puntando di fisso qua, appena apro e mi alzo, mi sciotta. Oh, lo so, lo so. Ma tutte queste cose. E vai in bagno. Non lo so, il rumore non se ne sente. Non lo vedo.
messo qua che punta alla grande, non c'è chi parla. No, sono caduto. Dai, e vabbè, ormai che sono caduto. Non penso che qua vicino l'avrei sentito. «30 metri da te» significa che da me è a tipo 40-50 metri praticamente. Vediamo se riesco a beccarlo. Sì. Visto? No, no, è un'arnia. No, Gio, quello si è preso la taglia. Ed è messo qua che aspetta, te lo dico io. Manca una taglia qua. Qua è pieno di mostri. Non lo so, sai. Shh, aspetta, 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 aspetta. Tanto sento dei passi, ma può darsi che qualche zombie. Perché? Ah, a distanza del partner. Aspetta, ma ti dà questo qua ti ha ucciso te, dice. Ah, questo qua ti ha ucciso te. E allora aspetta, quello che ha ucciso forse. Ne ha ucciso due. Quello è stato il primo forse che ha ucciso. Che fa? Prova a uscire. Cioè, secondo me mi ammazzano. Distanza dall'uccisione? E quello ci può stare. Ah, ci sono zombie e sono tranquilli. Oh, oh, prova a ressarti. Quello che succede, succede. Io penso che mi sciotta, ma vabbè. Vai, curati subito. E ce ne andiamo. No, c'è una taglia da prendere, aspetta. Vai. Vedi se ti fa prendere la taglia pure a te, vieni. Ah, cavolo, c'ho il potere, potevo vedere se c'era qualcuno. Nessuno. No, non c'è nessuno. E non vorrei che c'è un'altra taglia qua, no? No? Ok. Dai, abbiamo fatto una bella partita alla fine, visto? Ah, strategia giusta. Mm? Sembrava che stavo per morire alla fine. E invece no, con pazienza ce l'abbiamo fatta. Abbiamo portato la taglia a casa, abbiamo ucciso due cacciatori. Mm? Tre. Tre cacciatori, no, due. No, si è curato il secondo, non l'ho ucciso subito, l'ho ucciso dopo. Si è curato, quando tu sei sceso a pusharlo, quello era vivo ancora. Ce n'era uno vivo, uno era morto morto, e ce n'era uno vivo, che l'avevo colpito un paio di volte, ma non era morto, si era curato. Quello ti ha ucciso. Vediamo quanti punti ci dà. Wow.
Vai, vai, che ci possiamo potenziare i cacciatori così. Io ogni volta che passo un livello ti do un punto tratto, quello con la freccia in alto per metterti i poteri. So, adesso si è fermato. Ecco, cacciatori uccisi 2. Bellissimo. Mhm. Abbiamo fatto una taglia sola. Non lo so, non l'ho capito ancora. Ho provato. Ho 14 punti c'ho per potenziarmi. Per potenziarmi il giocatore. Però ci metto subito il potere quello della pistola. Pa, 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 pa.